Il tagliamento ingrossato come termometro di una fortissima perturbazione che ha messo in ginocchio il Veneto e che ha colpito anche il versante occidentale del Friuli Venezia Giulia. Perturbazione che però è viaggiata veloce verso l'est Europa, facendo diminuire e anche cessare le piogge già nella nottata, allentando la morsa dell'emergenza ma lasciando un quadro di instabilità tra pianura e zona montana. I danni sono stati parecchi, dal muro di un edificio crollato a Tricesimo al blackout di Passariano fino a tante strade e campi finiti sott'acqua. Oltre 150 mm di pioggia in poche ore hanno mandato in tilt Salvito al Tagliamento, Savorniano e dintorni. E non solo, rientrata per fortuna la situazione complessa a Pertegada. Vigili del fuoco di Pordenone che hanno dovuto anche recuperare 2 uomini rimasti bloccati in un isolotto formatosi tra Almeduna e il Cellina. Dalle 12 l'emergenza maltempo è rientrata e per la giornata di sabato resterà un quadro di incertezza con nuvolosità in montagna, variabilità in pianura e poca nuvolosità sulle coste. Sono state ore incessanti di lavoro da parte degli amministratori comunali, protezione civile e vigili del fuoco a dare sostegno a famiglie in difficoltà soprattutto per via degli allagamenti. Il preallarme della protezione civile ha aiutato a limitare qualche danno che però la potenza e la portata dell'evento atmosferico ha comunque generato. È stata una mattinata, quella di venerdì, densa di appuntamenti e sopralluoghi per l'assessore regionale Riccardi che a bordo dell'elicottero si è spostato nelle zone maggiormente colpite facendo la conta dei danni e vedendo lo svolgersi dei lavori di ripristino, sorvolando la regione per avere uno sguardo d'insieme. Da una prima valutazione diciamo che ci sono due cose che si sono state determinanti per il contenimento di quelli che si profilano disagi e danni limitati. Primo, la perturbazione che ha colpito il Veneto è transitata da noi ma ha lambito la costa e quindi ha scaricato in mare e quindi quella parte violenta fortunatamente è finita in mare. La seconda, in alcuni punti della fascia della pianura che ha preso la bassa pordenonese, la bassa medio Friuli, sono state in qualche modo contenute anche da molte opere che abbiamo realizzato nel corso degli anni. Persiste il problema secondo me della manutenzione dei corsi d'acqua che continuano a rappresentare un problema, anche se mi sembra di poter dire che sono tutti sotto controllo. Dopo questo lavoro è arrivato il bollettino di aggiornamento della Protezione Civile che conferma l'evolversi della situazione con alta pressione temporanea per sabato, oltre a segnalare ulteriori interventi della mattinata come gli alberi pericolanti a Polcenigo, un albero caduto nel fiume Ledra a Buia in località Campo Garzolino che si è incastrato nel ponte e caduta massi sulla strada statale 13 a Pontebba in località Pietratagliata. Rimangono chiusi i guadi di Rauscedo in comune di Vivaro e Murlis in comune di Zoppola, oltre che i guadi secondari nel comune di Cordenons. Rimane chiusa anche la strada del Tull in comune di Clauzetto per tutta la durata dell'allerta. Con le piogge si è altresì riattivato il movimento franoso a monte dell'abitato di Cazzaso. Orientativamente tutti i bacini sono ingrossati con scarichi superiori alla media ma in fase tendente tutti di diminuzione. Sono stati attivati dalla SOR oltre 192 volontari con 71 automezzi per la gestione delle problematiche conseguenti all'evento meteo ed il monitoraggio del territorio. Io preferisco fare un'allerta in più seguendo i modelli piuttosto che dire dopo che l'allerta non l'abbiamo mandata e qualcuno si è fatto male o si è creato qualche problema. Poi viviamo in un mondo nel quale il giorno dopo la finale della Coppa dei Campioni che hai perso c'è sempre qualcuno che ti spiega come devi fare la formazione. Purtroppo è il tempo che ci è dato di vivere, diceva Aldo Moro.